È allarme sicurezza in tutto il territorio. Furti e rapine si registrano un po' ovunque ai danni di aziende, ma prese di mira anche le abitazioni dei privati. A Castelfranco Veneto i malviventi sono penetrati nell'ingrosso di bevande ed enoteca da From. 4 malviventi hanno scavalcato la recinzione, hanno forzato il cancello, hanno provato ad entrare per la porta principale, non ci sono riusciti, successivamente sono entrati di fianco, hanno sportato la cassa con notevoli danni. Il bottino è di 5.000 euro, ingenti anche i danni alla struttura, e sempre martedì sono state numerose anche le case visitate dai ladri, sempre nella zona di Castelfranco. Ma anche nel Bassanese i colpi messi a segno sono molti. In via Fontanelle, a Bassano, i malviventi sono entrati in 3 case, l'ammanco è di diverse decine di migliaia di euro per il furto di 3 Rolex. E altro colpo grosso anche in via Colomba, all'opera sempre la banda del Rolex, che si è impossessata di ben 270.000 euro in denaro, oro, gioielli e orologi. A Tezze sul Brenta, al negozio Il Mattoncino, come già riferito nei nostri telegiornali di ieri, 2 donne hanno cercato di sottrarre scatole di Lego nascondendole in un passeggino, ma sono state bloccate dalla commessa. Sono dirette verso la cassa per salutarmi ed uscire, e quindi lì allora ho chiesto di mostrarmi cosa avessero all'interno del passeggino e delle borse, fermandole appunto, perché altrimenti sarebbero uscite. Il periodo natalizio è purtroppo un momento critico per quanto riguarda proprio la sicurezza. Non è possibile che chi ruba il giorno dopo è in giro, è libero. Non ha senso, perché allora che giustizia è?